Torna Pedalavis, quest'anno in Piazza del Popolo, tantissimi sono i partecipanti di questa bella iniziativa. Allora, raccontiamo la storia di Pedalavis a Vittorio Veneto, ormai sono tante edizioni. Sì, quest'anno siamo arrivati alla 10ª edizione di Pedalavis, quindi per noi è un bel traguardo, ma soprattutto ci fa piacere che la 10ª edizione quest'anno sia anche abbinata ai 100 anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale, quindi una data importante per la nostra città. E quindi anche questa Pedalavis ha voluto quest'anno assumere una forma un po' diversa, ha voluto continuare un po' quindi gli eventi della Grande Guerra per il ricordo della Grande Guerra, e quindi il nostro gadget quest'anno ricorda a tutti che il sangue non va versato ma va solo donato. Vediamo che quasi tutti i partecipanti indossano una bella maglietta. Sì, la maglietta che la maggior parte dei partecipanti sta indossando è proprio il gadget che quest'anno Pedalavis ha voluto donare a tutti gli iscritti. Questa maglietta vuole essere promozione logicamente per il dono del sangue, ma vuole essere anche il ricordo di tutti quelli che in questi 100 anni, prima di questi 100 anni, questo sangue lo hanno effettivamente versato per farci arrivare tutti liberi fino ad oggi. Diamo qualche numero, anche se le iscrizioni sono ancora in corso, più o meno quanti saranno i partecipanti dell'edizione 2018? Allora, l'edizione 2018 sarà il record di Pedalavis. A ieri eravamo come preiscrizioni a 470 iscritti, quindi sicuramente con l'afflusso di stamattina abbiamo superato i 500-550, quindi sicuramente un grande successo. Ringraziamo logicamente tutti per questa adesione e ricordiamo anche che il nostro scopo comunque è anche quello che qualcuno di queste persone diventi anche donatore di sangue. Ecco, appunto, una giornata di festa, una giornata di divertimento, però lo scopo primario è quello di fare promozione proprio all'Avis e all'atto di donare il sangue. Certo, Pedalavis è il nostro evento promozionale clou come Avis Vittorio Veneto, e questa manifestazione ci serve proprio per richiamare l'attenzione sull'importanza del dono del sangue. Non è così scontato che il sangue, quando ce n'è bisogno, ce ne sia, e quindi abbiamo bisogno di rimpolpare, come si dice, il nostro gruppo di donatori, perché sappiamo che fino dopo i 65 anni non si può più donare, e quindi aspettiamo i giovani ma anche i meno giovani, perché ricordiamo che si può diventare donatori fino ai 60 anni. Quindi Avis, lo scopo di Pedalavis è questo: cerchiamo nuovi donatori dai 18 ai 65 anni. Diamo qualche numero anche della sezione Avis di Vittorio Veneto. Sì, sono 7 comuni che fanno parte di Avis Vittorio Veneto. Abbiamo Vittorio Veneto, Fregona, Cappella, Sarmede, Colle Umberto, Tarzo, Revine Lago. Le donazioni a fine 2017 sono state circa 3.000. Adesso il dato aggiornato più o meno a metà di settembre è circa sulle 2.000 donazioni. Siamo un po' sotto la media, quindi forza, venite a donare.